Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora c'è un noto aforisma di Henry Kissinger che recitava così: l'Europa è un gigante economico, un nano politico e un verme militare. Diciamo che purtroppo tendiamo a credere che la situazione sia addirittura peggiorata rispetto a quando Kissinger fece questa fotografia impietosa ma realistica, nel senso che da un punto di vista economico l'Europa, a furia di accanirsi su se stessa con istinti masochisti tipo il Green Deal, sta vedendo intere sue filiere produttive franare, quella dell'automotive in Germania per esempio, no? Nell'ultimo staterello, la Francia avvitata in una crisi economica per cui i suoi titoli di Stato sono stati valutati a livello di quelli greci, cioè probabilmente economicamente messa peggio dei tempi di Kissinger. Rimane le altre due descrizioni rimangono, cioè nano politico e verme militare. Perché mi è venuto in mente questo aforisma di Kissinger? Per la reazione scomposta, turbata, da finti perbenisti che c'è relativamente alla trattativa aperta da Donald Trump con Vladimir Putin per fermare la guerra in Ucraina. Ricordiamo, le guerre di Putin sono sempre nate e prosperate con presidenze democratiche. Una presidenza repubblicana sta provando a fermare Putin, perché questo è, poi l'esito lo vedremo. Ma c'è molto turbamento perché l'Europa è esclusa. L'Europa deve dire la sua. Romano Prodi su Repubblica ripropone la sua ricetta ultradecennale, cioè ci vuole più Europa, più allargamento dell'Unione, più integrazione e più decisioni calate dall'Unione sul corpo degli stati, quindi aggravando il masochismo di cui sopra. E invece in queste ore l'ottica reale è esattamente l'opposta, cioè Donald Trump sta dando una grande lezione di realismo e sta stanando ipocrisie appunto decennali ormai insopportabili europee. Lo ha reso ben chiaro il suo segretario alla difesa Pete Hegseth, che ha detto due cose all'Europa sostanzialmente ieri in una conferenza in modo anche molto diretto. Anzitutto ha ricordato le dure realtà strategiche che obbligano gli Stati Uniti a concentrarsi sulla competizione nell'Indo-Pacifico e impediscono loro di concentrarsi principalmente sulla sicurezza dell'Europa, che dovrebbe per definizione essere a fare anzitutto dell'Europa. Ma cosa sta dicendo Hegseth questo? Sta parlando anche al mondo libero nella sua interezza e gli sta dicendo: guardate che la sfida epocale di fronte a cui stiamo tutti è quella che ci pone il dragone comunista cinese. Tendenzialmente ce la riesce a porre per anni di abbagli democratici, anni di abbagli di quelle amministrazioni che piacciono tanto ai giornaloni col sopracciò di oggi, al mainstream delle anime belle, cioè quei democratici che hanno accolto la Cina nel commercio globale sdoganandone la concorrenza sleale, in base a cui poi la Cina ha cresciuto anche la sua potenza militare, e oggi è la vera sfida per il mondo libero, dice Exet 1. 2, cosa dice? Soprattutto dice: beh, è ora che iniziate a pagare anche voi quella che è anzitutto la vostra difesa. L'Europa deve spendere di più per la difesa, anche più del 2% del PIL, che non è sufficiente. Il presidente Trump ha chiesto il 5% e io sono d'accordo. Ha avvertito che gli Stati Uniti restano impegnati nella NATO, ma non possono tollerare una relazione sbilanciata che incoraggia la dipendenza. Cioè non possono tollerare che gli europei continuino a essere scrocconi che salgono sul bus senza pagare il biglietto. Un'immagine che usò Barack Obama, non uno di questi biechi reazionari della tecnodestra. Barack Obama ci definì scrocconi che non pagano il biglietto, e questa cosa non regge più. Questa eterna ipocrisia irenista europea per cui noi sul vecchio continente ci dedichiamo alla retorica umanitaria, protetti dall'ombrello militare americano, e diamo anche lezioni alle amministrazioni americane quando prendono iniziative geopolitiche, non sta più in piedi. Anche perché questa ipocrisia si è tradotta poi in una politica, e se vogliamo parlare di Russia, è stata una politica che ha fatto solo gli interessi di Vladimir Putin, perché questa ipocrisia, la cui portabandiera principale è stata per almeno 20 anni Angela Merkel, era geopolitica del tubo con la Russia, cioè gli do le chiavi energetiche a Putin, gli compro più gas possibile perché così lui starà buono.
previsione abbastanza fallace, mentre continua a farmi difendere dal contribuente americano. Ebbene, Trump, Herzog, questa amministrazione ci stanno dicendo che questa ipocrisia non è più possibile, che è ora di provare a tornare un gigante economico, di smetterla di essere un nano politico, magari è un pachiderma burocratico, ma poi quando ci sono questioni politicamente salienti non si è all'altezza, ed è anche ora di smetterla di essere un verme militare. Grazie a tutti, ma rimanete con noi perché ingombe su di noi l'arrivo del direttore Vittorio Feltri per il Bamba della settimana. Vi aspetto.